Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buonasera. Sì, allora, il tema quest'anno è la storia passa da Torino e forse ancor più la storia passa dal Piemonte. Però in realtà questa sera noi parliamo di una situazione in cui più che passare la storia di qua, la storia è passata vicina e alcuni piemontesi sono usciti ad acchiapparla e ci si sono inseriti, andando a finire lontanissimo da Torino e dal Piemonte. La storia è quella delle crociate. E le crociate sono qualche cosa su cui da sempre si è discusso. All'inizio sono sembrate una grandiosa epopea. Mentre le facevano erano convinti di star facendo qualcosa di grandioso. Andiamo a conquistare Gerusalemme, il centro del mondo. E Gerusalemme è il centro del mondo perché lì c'è stato l'avvenimento storico più importante di tutti i tempi, pensavano loro nel Medioevo. La passione di Gesù Cristo, che spacca la storia in due, prima e dopo. Quindi Gerusalemme è al centro del mondo, era il centro delle loro mappe quando disegnavano la terra abitata, dovendo scegliere un centro, non che fossero più stupidi degli altri. Anche oggi noi mettiamo al centro l'Europa e i cinesi mettono al centro la Cina quando raffigurano il mondo, e loro ci mettevano Gerusalemme. E allora la si va a conquistare contro degli infedeli, nemici di Dio, impresa grandiosa. Per secoli si è continuato a pensare che fosse un'impresa grandiosa, fino a quando ancora in pieno Rinascimento Torquato Tasso scrive la Gerusalemme liberata. Poi con l'illuminismo hanno cominciato a venire i dubbi. Dice, ma l'hanno proprio liberata? O è stata un'ignobile conquista con un massacro? Non hanno ammazzato tutti gli abitanti quando l'hanno presa, sì? Allora, nel corso dell'illuminismo, nel Settecento, la tendenza invece è di dire, ma gli esseri umani sono fondamentalmente stupidi e se ne volete la prova andate a vedere nel Medioevo, quando per secoli sono diventati matti per conquistare un pezzo di deserto, ecco, la Terra Santa. Poi di nuovo cambiata, si è cominciato a dire no, però lì l'Europa che ha cominciato la sua espansione, ai tempi del colonialismo si diceva però i nostri antenati del Medioevo per la prima volta hanno cominciato a far vedere cos'è l'Europa che è capace di espandersi, di portare la sua civiltà, dicevano. Insomma, quello che è sicuro è che il comportamento di chi andava alle crociate ai nostri occhi sembra contraddittorio, perché non c'è dubbio che andavano a fare qualcosa di molto faticoso e anche molto pericoloso. Cioè, per capirci, le probabilità di lasciarci la pelle erano molto alte. E non c'è dubbio che lo facevano perché pensavano di salvarsi l'anima in quel modo e di fare qualcosa per cui Dio era contento di vederglielo fare. Però vanno, si sacrificano, rischiano la vita. Nel migliore dei casi stanno lontani da casa per anni, senza sapere se torneranno. Poi però quando sono lì, se hanno la possibilità di conquistare, far bottino, arricchirsi, creare nuovi regni, impadronire, lo fanno con la coscienza tranquilla. A noi può sembrare strano e invece bisogna proprio convincersi che per loro non c'è nessuna contraddizione. Hai fatto tutto questo e hai anche la tua ricompensa. I primi crociati, quelli della prima crociata, arrivano a Gerusalemme dopo 3 anni, ci arrivano a piedi, attraverso combattimenti, battaglie, stragi, disastri, epidemie. Alla fine la prendono. Sterminano la popolazione musulmana, indubbiamente. Cavalcano nella grande moschea col sangue, dicono i cronisti, fino alle ginocchia dei cavalli. Poi si guardano indietro. Sarebbe ora di tornare a casa. Però, a dirla tutta, guardandosi indietro abbiamo conquistato un bel pezzo di mondo. Perché appena entrati in territorio musulmano hanno cominciato a conquistare. Si guardano indietro e hanno conquistato un pezzo di territorio che va dalla Turchia attuale attraverso la Siria, il Libano e fino alla Palestina. Fin quasi all'Egitto sono arrivati. A quel punto sono tutti d'accordo, non torniamo a casa, ci fermiamo qua a governare questo regno. E fra noi capi nomineremo un re, il re di Gerusalemme,
lo nominiamo perché noi siamo una società, non dico democratica, ma egualitaria, i capi, i cavalieri sono tutti uguali, il re è soltanto un po' più importante degli altri, ma non troppo. Io mi accorgo che quando parlo delle crociate rischio di divagare, devo arrivare ai Marchesi di Monferrato, se no non ne usciremo mai. Però tenete conto di questa cosa che è importantissima, il re di Gerusalemme è elettivo. C'è tutta una serie di principi e di baroni, ognuno dei quali segretamente pensa, magari la prossima volta sarò io il re di Gerusalemme. E chi sta in Europa, chi è rimasto a casa, è continuamente però sollecitato a pensarci a quella prospettiva lì. Perché naturalmente la prima crociata non è rimasta la prima, perché la conquista ha suscitato delle reazioni. Nelle città musulmane, a Damasco, a Baghdad, la gente scende in piazza invocando il jihad contro i barbari infedeli che hanno strappato all'Islam un pezzo di territorio e la città santa. E quindi i musulmani cominciano a darsi da fare per riconquistare e ributtare a mare i crociati. E quindi il regno crociato di Gerusalemme vive solo perché dall'Europa partono continuamente nuove spedizioni per andare a sostenerlo. Partono grandi spedizioni organizzate e sono le crociate che noi nei manuali poi numeriamo, no? La seconda, la terza, la quarta. Lì è quando un papa decide di organizzare una cosa grossa. Ma parte anche tanta gente di suo, spontaneamente, a dare una mano, a far volontariato. Allora, quello che succede è che generazioni di nostri antenati in tutta Europa, e anche in Piemonte, sono vissuti sapendo che c'era quel paese lontano, al di là del mare, nostro però, cristiano, i nostri l'hanno conquistato. Quegli altri malvagi, i nostri nemici, gli infedeli, vorrebbero riconquistarlo. Dipende da tutti noi impedirglielo. Chi può ci deve fare un pensierino se dare una mano. Un sacco di gente dà una mano, per testamento lascia dei soldi. E qualcuno invece va a dare una mano di persona. E quando vai a dare una mano, appunto, a quel punto, tu lo sai, io sto tagliando col mio passato. Chi ci va? Ci vanno quelli, ci vanno in tanti, ma anche quelli che non hanno più niente da perdere o che hanno voglia di cambiar vita. Quelli a cui la vita sta stretta hanno una possibilità. E questo posto, lontano, oltre il mare, loro lo chiamano proprio così. Noi diciamo il regno di Gerusalemme, ma nei testi dell'epoca si vede che loro dicevano l'oltremare. E l'oltremare è quel posto dove, quando proprio qui mi va male, posso mollare tutto e andarci. E se ci vado, mi salvo l'anima e mi faccio anche una nuova vita. In questo senso abbiamo detto il sogno dell'Oriente, perché è un orizzonte che davvero, al di là di quello che è sul serio, guerra, fatica, rischi, però si vede benissimo che per i nostri antenati è anche un orizzonte un po' leggendario, un po' come il Far West, per intenderci, nell'Ottocento, quando chi non ne poteva più poteva dirsi vado anch'io laggiù a vedere di farmi una nuova vita. Ed è qui che entrano in gioco i personaggi di cui vi voglio parlare. Siamo in Italia, dopo la prima crociata, dopo la seconda, metà del XII secolo. In Italia sta succedendo qualcosa di grosso. Sono tutte cose che abbiamo studiato a scuola e abbiamo ancora in mente i nomi dei capitoli. I comuni. Dopo le crociate, i comuni. Cosa vuol dire i comuni? Vuol dire che le città stanno crescendo. Le città sono piene di immigrati, si fanno un sacco di soldi in città, si aprono cantieri, si allargano queste città e cominciano a voler comandare in tutto il paese. Ogni città vuole sottomettere anche la campagna intorno. E la campagna fino a quel momento era governata da persone come i Marchesi di Monferrato, o i Conti di Savoia, i Marchesi di Saluzzo, principi che governavano i loro territori ereditariamente, quindi di padre in figlio. Prestavano omaggio all'imperatore, basta, poi l'imperatore non veniva granché a chiedere cose, spesso se ne stava lontano in Germania, questi principi governavano i loro territori e nel XII secolo invece questi principi cominciano a trovar duro, perché le città si allargano e di fronte a queste città che si allargano, principi come i Marchesi di Monferrato scoprono che appunto il mondo gli sta cambiando sotto gli occhi e non in senso positivo. I loro vassalli preferiscono unirsi alle città
I loro contadini scappano e vanno a vivere in città. Quando la città decide quel castello me lo prendo io, è difficile impedirglielo. Queste città non si capisce perché, ma hanno un sacco di forze. Poi si capisce, è perché hanno un sacco di soldi. E però è dura da mandar giù che i marchesi di Monferrato, che governano lì da secoli e che sono bravi a far la guerra, si fanno sconfiggere da questi delle città che semplicemente hanno più soldi. Morale, i marchesi di Monferrato sono fra quelli che veramente cominciano a pensare che forse andare via dal Piemonte e trovare un'altra vita da un'altra parte non sarebbe una brutta cosa. I personaggi di cui vi racconto stasera sono 4 fratelli. Sono i figli del marchese Guglielmo il Vecchio. Il marchese Guglielmo il Vecchio, dice un cronista tedesco, è l'unico dei baroni d'Italia che sia riuscito a sfuggire al potere delle città, nel senso che nessuna città lo ha sottomesso completamente. Però lui è costretto ad avere a che fare con le città, con Asti, con Vercelli, con Alessandria, che gliela fabbricano nuova, la Lega Lombarda dal nulla, sotto il suo naso, sul suo territorio, per dar fastidio all'imperatore Barbarossa. Ecco, perfino con Milano deve avere a che fare, si barcamena. Però le cose vanno sempre peggio. Lui è molto legato all'imperatore Barbarossa, ha sposato una principessa tedesca, fra l'altro. Ricordiamocelo quando vi ricorderò che quei 4 figli erano belli e biondi. La mamma è una principessa tedesca, Giuditta di Babenberg, zia dell'imperatore Barbarossa. Però l'imperatore Barbarossa nel 1176 si fa sconfiggere a Legnano e dopo la battaglia di Legnano è chiaro che è finita, non si torna più indietro, la nostra parte ha perso. Allora si comincia a guardare oltre il mare. C'è spazio per 4 giovani fratelli belli, biondi, di nobilissima famiglia, che sanno fare bene la guerra. È come se c'è spazio. A Gerusalemme, torniamoci, il regno è elettivo, si sa. Quando muore il re si vede chi è in grado di farsi convincere gli altri principi e farsi nominare re. Poi ogni re cerca di far fare suo figlio, se ci riesce. Conta anche quello. Però in questo momento il re non ha figli e non ne avrà mai. Quando il Barbarossa viene sconfitto a Legnano nel 1176, il re di Gerusalemme è un ragazzino di 15 anni, Baldovino IV, è re da 2 anni e tutti sanno che non vivrà molto a lungo e che non avrà mai figli, perché è lebbroso. Il re è lebbroso, lo si è scoperto già quando era bambino, lo racconta l'arcivescovo di Tiro, il più grande prelato del regno di Gerusalemme. Io ero con lui, che gli facevo scuola. Una volta per scherzo l'ho pizzicato sul braccio, lui non se n'è accorto. Dico, come mai a pizzicarlo sul braccio? Cos'ha questo braccio? Abbiamo fatto un po' di esperimenti, il braccio era insensibile. Da lì abbiamo cominciato a capire cosa stava succedendo. E però intanto il padre del bambino muore e il bambino diventa re. È re di Gerusalemme ed è lebbroso. La lebbra è una malattia molto lenta. Ci mette anni per svelarsi e altri anni per ammazzarti. Poi però prima o poi ti ammazza. Prima comincia a venire fuori lesioni cutanee, deformazioni delle ossa, deformazioni della faccia, lesioni che ti bloccano, lesioni che ti accecano e poi muori. Ed è contagiosa. Noi oggi sappiamo che non è contagiosissima, però ha un rapporto stretto, sì, quindi un lebbroso non si può certo sposare. Allora il re di Gerusalemme a 15 anni è lebbroso, chissà quanto vivrà, altri 5 anni, altri 10, però non avrà mai figli. E chi sarà re dopo di lui? Il re ha una sorella, che si chiama Sibilla. E per come ragionano loro, l'idea è un po' di sangue del re, è bene che ce l'abbia anche il suo erede. E allora cerchiamo un matrimonio. Ci vuole un principe in gamba che sia capace di essere un giorno un buon re. Sposa Sibilla, viene, comincia a imparare il mestiere e poi quando Baldovino morirà avremo pronto l'erede. Il marchese Guglielmo di Monferrato, noi non conosciamo i dettagli perché per quell'epoca non abbiamo fonti, avessimo le fonti che abbiamo quando studiamo la politica di Cavour, allora potremmo sapere chi ha scritto a chi, ecco, non le abbiamo. Però è sicuro che il marchese Guglielmo di Monferrato a un certo punto ha preso i suoi contatti e ha detto: ragazzi, io avrei 4 figli.
tutti belli, biondi e molto in gamba. E dal regno di Gerusalemme gli hanno detto: va bene, mandaci il primogenito. E così il primogenito del marchese di Monferrato, Guglielmo Lungaspada, Guglielmo detto Lungaspada, lo stesso anno della battaglia di Legnano, 1176, alla fine dell'anno, sbarca in Terra Santa, sposa Sibilla, sorella del re lebbroso, e viene nominato erede del regno. Quella è la prima volta che i cronisti ci descrivono uno dei 4 fratelli. È alto, bello e biondo. Poi va bene, i cavalieri medievali da romanzo devono sempre essere alti, belli e biondi come le principesse, quindi uno potrebbe avere qualche dubbio, ma c'è quella mamma tedesca. Quindi i cronisti dicono: è alto, bello, biondo, coraggioso, certo mangia molto, beve molto. E questi che arrivano dall'Europa all'improvviso in questo clima nostro e che non sanno, ecco, è un po' pericoloso, però vai a farglielo capire. Un nobile mangia e beve, è ovvio. Quindi Guglielmo si sposa, mette incinta sua moglie e intanto mangia e beve e poi dopo 3 mesi si ammala e non si sa cos'ha e non si sa cosa non ha, ma abbastanza in fretta muore. E i baroni del regno, che non tutti erano contentissimi che anziché uno di loro la sorella del re ha sposato uno venuto dall'Europa, perché lì capite com'è il problema. Chi governa il regno sa che l'appoggio della madrepatria è fondamentale. Qui se non arrivano continuamente le galere dei veneziani, dei genovesi, dei pisani, cariche di roba, di rifornimenti, di uomini, se i re, i principi e il papa non ci mandano roba, si mette male, quindi il rapporto con l'Europa è importantissimo. Questo lo sanno alcuni dei grandi baroni, i vecchi consiglieri, gli arcivescovi, ma tanti dei baroni del regno invece dicono: ma noi chi siamo? Perché non poteva sposare uno di noi Sibilla? I baroni del regno si guardano negli occhi chiedendosi: ma sarà lui che ha tirato fuori il veleno? Ecco, perché però poi si dicono anche: è vero che questi giovanotti che arrivano dall'Europa, tanti si ammalano e muoiono quasi subito. Quindi, intanto però il giovane re lebbroso tiene duro. È ancora in grado di andare a cavallo, è ancora in grado di combattere, è ancora in grado di governare. E quindi il problema è momentaneamente rimandato. Ma Guglielmo il vecchio, morto il primogenito, ha ancora 3 figli da sistemare e continua a guardare verso Oriente per vedere se ci sono delle opportunità. E in Oriente non c'è soltanto Gerusalemme, c'è anche un altro luogo dove gli sguardi di tutti da un po' di tempo si sono fissati, ed è Costantinopoli, Bisanzio, la capitale dell'impero bizantino. È un mondo lontano, quelli parlano greco, non ci si capisce. Anche dal punto di vista religioso sono cristiani, ma da una parte e dall'altra non ci si vuol bene per niente. Da non molto tempo, anzi, la Chiesa greca, stufa delle grandi novità che stanno facendo in Occidente, ha proprio troncato i rapporti. Quando in Occidente hanno cominciato a dire: il Papa non è solo il vescovo di Roma, ma è il capo di tutta la Chiesa, a Costantinopoli hanno cominciato a dire: ma non parleranno mica sul serio. Quando in Occidente hanno deciso di imporre il celibato ai sacerdoti, cosa che non si era mai vista né sentita, la Chiesa greca ha detto: ma non faranno mica sul serio. A un bel momento la Chiesa greca se n'è andata, come tutti sappiamo, e non è più tornata indietro. Quindi in realtà col mondo bizantino non ci sono grandi rapporti, ma dall'inizio delle crociate ce ne sono di più. Alla prima crociata, ve lo dicevo, ci sono andati a piedi a Gerusalemme e per andarci a piedi sono passati attraverso l'impero bizantino, i Balcani, Costantinopoli che è Istanbul oggi, poi tutta l'Asia minore. E da allora i rapporti sono più stretti. E nell'impero bizantino, e dunque c'è questa grande città, esotica, misteriosa, una città di 400.000 abitanti che è una cosa inimmaginabile. In Europa probabilmente la più grande città in quel momento è Roma e ne avrà 50.000 di abitanti. Una città che ha quasi 500.000 di abitanti, strapiena di edifici antichi, di statue antiche, di ricchezze, d'oro. E intorno a questa città un piccolo impero, perché l'impero bizantino non è tanto grande, gli arabi e i turchi se lo sono già mangiato quasi tutto. Giusto i Balcani e un pezzetto della Turchia attuale. Questa immensa città, questo piccolo impero, abitato da questa gente strana, questi greci,
che non si capisce quando parlano, però sono cristiani. Ai nostri interessa. Lì, lo sanno i mercanti che c'è da fare affari lì, perché comunque è un mondo ricco, però è anche un mondo arretrato. L'impero bizantino è un impero coltissimo. I saggi, i dotti e i principi bizantini e anche le loro principesse, quando vedono i guerrieri occidentali, hanno l'impressione di vedere gli eroi di Omero, perché loro leggono Omero e leggono i tragici greci, tutta roba che da noi è dimenticata, morta e sepolta. Quindi è un impero civilissimo, però dal punto di vista economico è arretrato. È un impero centralista, dove non c'è un'economia libera, dove i mercanti hanno un sacco di impacci. Quando arrivano i mercanti veneziani se lo mangiano quell'impero. Sta già succedendo. E gli imperatori bizantini se ne stanno accorgendo. Si stanno accorgendo che questi occidentali, latini come li chiamano loro, antipatici perché appunto pensano di essere i padroni del mondo, il loro papa crede di venire a governare anche da noi, i loro mercanti fanno i soldi e non si capisce perché fanno tanti soldi, ecco, i loro guerrieri sono in gamba, i cavalieri europei, tutti quelli che li incontrano dicono accidenti, sono dei rozzi bruti ignoranti, però come sono belli e come sono coraggiosi. Questo lo dicono i greci, lo dicono i turchi, lo dicono gli arabi. Allora gli imperatori bizantini cominciano a pensare, forse con questo occidente dobbiamo farci i conti. Dovremmo imparare anche da loro a fare la guerra. Dovremmo far venire qualcuno e allearci con loro. Sul trono in quel momento c'è un imperatore, Emanuele Comneno, che è deciso all'idea che l'impero bizantino deve imparare ad assomigliare di più all'Occidente. E per far questo bisogna far venire degli occidentali e allearci con loro, con i loro re, con i loro principi. Emanuele Comneno ha un figlio, Alessio, che però è un bambino. Si sa come vanno le cose, se il padre morirà e il padre è già vecchio e il figlio è bambino, lui eredita il trono. Ma Costantinopoli è piena di gran signori i quali pensano perché lui e non io. Il colpo di Stato è all'ordine del giorno, l'usurpazione, l'avvelenamento, la rivolta, succede continuamente. Anche a Costantinopoli, anche se lì in teoria il trono non è elettivo come a Gerusalemme, sarebbe ereditario, ma in realtà anche a Costantinopoli è all'ordine del giorno il fatto la corona se la prende il più forte e il più spudorato. Allora l'imperatore Emanuele Comneno pensa, io morirò prima o poi e mio figlio è un bambino, lo faranno fuori, ci vuole qualcuno che lo sostenga. L'imperatore ha anche una figlia che si chiama Maria, è già grande, ha già 30 anni, perché una sola figlia è talmente preziosa, a chi la faccio sposare? Sarà un'alleanza questo matrimonio, quindi devo pensarci bene. A forza di pensarci bene non l'ho ancora fatta sposare e 30 anni sono molti all'epoca. Alla fine Emanuele Comneno, sentendo che ormai è vecchio, decide che bisogna farla finita. Bisogna trovare un marito. Vedete che il meccanismo è sempre questo. Poi nei romanzi cavallereschi c'è la principessa che sposa il bel cavaliere venuto da lontano, no? Ecco, succedeva davvero in realtà. Emanuele Comneno decide di trovare un marito per sua figlia Maria che promette di aiutare il bambino Alessio a sostenere i suoi diritti al trono. Per puro caso il vecchio marchese Guglielmo di Monferrato durante la seconda crociata era stato a Costantinopoli. Conosceva tutti, si scrivevano. E il vecchio marchese ha perso il primo figlio, ma ne ha ancora altri 3. Allora propone il secondo, Ranieri. E l'imperatore Emanuele Comneno ci sta, mandamelo. Sposerà mia figlia Maria e sarà il pilastro per difendere i diritti di mio figlio. Ranieri arriva. Ranieri ha 17 anni e Maria ne ha 30, ma non importa perché non è mica, insomma, ecco. Anzi, se non hanno figli anche meglio, perché tanto l'erede c'è. Il compito di Ranieri è di essere il pilastro, il capo del consiglio di reggenza e anche il guerriero europeo che quindi sa far bene la guerra, che terrà duro se scoppieranno rivolte. Ranieri sposa la figlia appunto dell'imperatore. L'imperatore muore quasi subito, siamo nel 1180. Sono passati 3 anni dalla morte di Guglielmo Lungaspada a Gerusalemme. Siamo nel 1180, il vecchio Basileus Emanuele Comneno muore, subentra il bambino Alessio, immediatamente scoppia la guerra civile.
Ranieri si batte lealmente in favore di Alessio, quanto lealmente poi bisogna vedere. Tutto sommato, se Alessio ci avesse lasciato la pela nella rivolta, forse a Ranieri non dispiaceva neanche così tanto, ma non dobbiamo essere pettegoli. Quello che sappiamo è che combatte duramente per difendere il trono del cognatino. Poi però perdono. Arriva un usurpatore che batte tutti e che conquista il trono. L'usurpatore conquista il trono anche perché molta parte della popolazione e del clero greco a Costantinopoli detesta gli occidentali. Non se ne può più di questi che arrivano, che sono diversi da noi, che ci guardano dall'alto in basso, che sono rozzi, brutali, efficienti, sia nella guerra sia negli affari. E non gliene frega niente che noi conosciamo Euripide e Sofocle, ci fregano in tutti i modi, spadroneggiano, e noi dovremmo sopportare questa gente. L'usurpatore che prende il potere, che poi è il cugino, si fa tutto in famiglia, Andronico Comneno, si sostiene sul partito antilatino, come dicono loro. E appena lui prende il potere c'è il bagno di sangue, cioè la caccia all'europeo in città, la caccia all'occidentale, al mercante, all'usuraio, al prete. È un bagno di sangue. Ranieri e la moglie sopravvivono, sono pur sempre lei principessa del sangue, Andronico Comneno è pur sempre un cugino, per il momento si accontenta di prendere il potere e di estromettere i consiglieri occidentali dal governo, però, dopo un po' in questi casi, quando uno ha detto vabbè, quello lì lo posso anche risparmiare, succede sempre che poi ci ripensi. 3 anni dopo, 1183, Ranieri e sua moglie, la principessa Maria, muoiono avvelenati. E 2. Come vedete era una vita breve ma eccitante quella che vivevano principi e sovrani dell'epoca. Perché nel 1185, altri 2 anni, anche il nuovo imperatore Andronico Comneno viene spodestato e ucciso da un altro parente che prende il trono di Bisanzio, Isacco II Angelo. E Isacco II Angelo, la cosa diventa ripetitiva, ha un figlio bambino. Non ha una figlia stavolta, però ha una sorella. E ha tanta voglia, lui, capite, ha spodestato Manuele, che era quello del partito anti-occidentale. Invece lui, Isacco Angelo, è del partito filo-occidentale. Cerchiamo appoggi. Questi europei sono scomodi, ma sono troppo forti. Bisogna averli dalla nostra parte. Quindi, come stanno i figli del marchese Guglielmo il Vecchio? È diventato grandicello il terzo? Il terzo è diventato grandicello. Si chiama Corrado. Corrado di Monferrato sbarca a Costantinopoli nel 1187. Sposa Teodora, sorella del nuovo imperatore Isacco II Angelo, viene nominato, come già suo fratello Ranieri, Cesare, che vorrebbe dire al tempo stesso primo ministro, capo dell'esercito, tutore del bambino, futuro bambino, ecco. Tutto va benone in apparenza. E poi a un certo punto a Corrado viene in mente di abbandonare Costantinopoli e partire anche lui per Gerusalemme. Non sappiamo esattamente perché. Non sappiamo se ha deciso perché ha fatto i suoi conti e si è informato sui molti tipi di veleni che circolano a Costantinopoli. Non sappiamo se ha avuto notizie dalla famiglia di quello che sta succedendo a Gerusalemme, è più probabile. Non sa ancora tutto quel che sta succedendo, ma probabilmente qualcosa ha saputo e ha deciso che per lui l'orizzonte è più interessante in quel momento a Gerusalemme che non a Costantinopoli. Cosa sta succedendo a Gerusalemme? Io spero che mi seguiate sempre perché diventa vertiginoso l'intreccio. A Gerusalemme c'era il giovane re lebbroso, in gamba oltretutto, è uno che finché riesce a stare a cavallo combatte, tiene testa perfino al Saladino, ecco dall'altra parte c'è il Saladino, quindi capite che si mette maluccio, ma Baldovino IV riesce anche a sconfiggere in battaglia il Saladino in certi momenti. E però intanto appunto Guglielmo è morto, Sibilla è vedova, ci vuole un altro marito. Fanno venire un altro marito, sempre da fuori, i baroni del posto non sono contenti. Arriva un principe francese, Guido di Lusignano. Guido di Lusignano arriva, sposa Sibilla, sarà lui il futuro re.
forse. Perché intanto Sibilla ha partorito il bambino del suo marito morto, del suo primo marito morto, Guglielmo di Monferrato, Guglielmo Lungaspada. Quindi c'è anche questo bambino, è piccolissimo. Per semplificarci le cose si chiama Baldovino anche lui, quinto. Allora, quando morirà il giovane re lebbroso, che morirà presto a questo punto, si vede, già è cieco, dopo un po' non va più a cavallo, non va più a combattere, morirà presto. Chi sarà re al suo posto? Il cognato Guido di Lusignano che ha sposato Sibilla o il figliolino di Sibilla e del primo marito Guglielmo di Monferrato? Bisogna vedere, ognuno ha il suo partito, ognuno ha i suoi sostenitori. Il re lebbroso moribondo decide che far sposare Guido di Lusignano a sua sorella Sibilla è stato un grandissimo errore. Guido di Lusignano è un imbecille, ha fatto un sacco di errori, si è attirato un sacco di inimicizie. L'ultima cosa che fa il giovane re lebbroso prima di morire è, intanto cerca addirittura di sciogliere il matrimonio, non glielo lasciano fare, ma destituisce Guido dal rango di principe reggente e stabilisce che il suo erede sarà il bambino, il figlio di Guglielmo Lungaspada, Baldovino V. A questo punto il vecchio papà, nonno a questo punto, Guglielmo il Vecchio, il papà dei 4 fratelli, nonno del bambino Baldovino V, decide che è utile la sua presenza a Gerusalemme e di conseguenza si precipita anche lui a Gerusalemme, perché appena muore il re lebbroso si tratta di sostenere i diritti del nipotino Baldovino V di Monferrato al trono. Quindi il vecchio Guglielmo arriva anche lui sulla scena. Poi muore il re lebbroso e viene incoronato re di Gerusalemme il bambino Baldovino V. 1185, il re lebbroso muore a 24 anni, cieco e paralizzato. Baldovino V a 8 anni è re. È l'unico della famiglia che riesce davvero, ve lo anticipo, a diventare re di Gerusalemme. Ma è un bambino di 8 anni e di salute fragile anche lui. Poi girano i veleni, non si sa mai, ma in quei climi, con le conoscenze mediche dell'epoca, si moriva facilmente. Continuano a morire ancora anche gli inglesi nell'Ottocento in India, figuriamoci se non morivano i nostri antenati in Terra Santa. Insomma, Baldovino V, re a 8 anni, a 9 anni è morto. E Guido di Lusignano è incoronato re di Gerusalemme. A questo punto Guido di Lusignano procede a far vedere quanto è bravo. Prende il comando dell'esercito e marcia contro il Saladino, che continua a minacciare il regno dall'esterno, sui confini. Guido di Lusignano prende il comando dell'esercito e si mette in marcia attraverso il deserto per andare a attaccare il Saladino. Marciano per un giorno nel deserto, quando si accorgono che l'acqua è finita, si dicono, ma c'era il lago di Tiberiade da queste parti, mi sembra, quello dove Gesù aveva camminato sulle acque, sì, c'è. Quanto manca? Un'altra giornata di marcia. Proviamo a arrivarci. Il secondo giorno di marcia nel deserto, senza più acqua, laggiù finalmente c'è il lago di Tiberiade e davanti c'è il Saladino col suo esercito. A questo punto Guido di Lusignano si ferma e il Saladino viene avanti. A questo punto Guido di Lusignano raduna le sue truppe su una collina dicendo resisteremo fino alla morte. In realtà non hanno un goccio d'acqua. Saladino attacca, li circonda, li sbaraglia. L'intero esercito è catturato dai musulmani, compreso il re, compreso il povero marchese Guglielmo il Vecchio, che era lì dai tempi del nipotino. Ecco, il Saladino fa le sue vendette. Ci sono 1 o 2 principi crociati che veramente gli hanno dato molto fastidio, molto sleali, molto crudeli, quelli li fa decapitare. Poi ha preso un po' di cavalieri templari, coi templari da un po' che ce l'ha, fa decapitare anche loro. Con gli altri basta, non gli si fa mica niente, li si tiene in onorevole prigionia e si procede a riconquistare Gerusalemme. Saladino entra trionfalmente a Gerusalemme e poi allarga la sua conquista e pian piano conquista quasi tutto il regno. In quel preciso momento, nel porto, non so più se di Giaffa o di Ascalona, entra una galera cristiana con a bordo il marchese Corrado di Monferrato, il quale appunto non sappiamo bene quanto fosse informato di cosa stava succedendo, ma aveva deciso di venire anche lui a dare un'occhiata. Allora succede questa scena meravigliosa.
La galera cristiana entra nel porto e dice: strano, non ci sono le nostre bandiere. Quelle sentinelle sul molo? Dice: ma sai che sembrano turchi? Ma no, dai, possibile. Attracchiamo. Arrivano le sentinelle e i doganieri. Chi siete, chi siete? Parlano turco. Attimo di sconcerto. Se il marchese Corrado di Monferrato dovesse dire: io sono il marchese Corrado di Monferrato, probabilmente finisce incatenato. Ma cosa fare d'altra parte? Che è una galera cristiana è evidentissimo. A noi sembrerebbe che non ci fosse via di scampo, perché non li conosciamo, non conosciamo quel mondo. Il marchese di Monferrato e i suoi hanno un'idea brillante. Siamo mercanti, siamo venuti a vendere e comprare. Nessun problema. Perché mai dei mercanti, anche se sono cristiani, dovrebbero darci fastidio? La guerra la fanno i nobili, i cavalieri, i mercanti fanno il loro lavoro e tutti sono felici che i mercanti vanno e vengono. Quindi, anche se la città è in mano musulmane, siete mercanti di cosa? Pisani, genovesi? No, sì, piemontesi, no, diciamo genovesi, ecco, dai. Benvenuti. Cosa vendete? Vedrete, domani scarichiamo le merci. Durante la notte se la svignano. E riescono a trovare un porto che è ancora in mani cristiane, l'ultimo porto, Tiro, la vecchia città fenicia. Trovano questo porto, arrivano lì, e lì il marchese Corrado di Monferrato è accolto a braccia aperte. C'è quest'ultima città rimasta in mano ai cristiani, assediata dal nemico, c'è il Saladino fuori, ed è arrivato un giovane principe, bello, biondo, cavalleresco, coraggioso, gli danno subito il comando. Corrado prende il comando delle difese di Tiro e combatte da leone. Il Saladino non passa. Dopo un po' il Saladino si informa: ma com'è che questi qua sono diventati così coraggiosi? C'è Corrado di Monferrato. Allora Saladino fa i suoi calcoli. Dice: ma noi fra i prigionieri non abbiamo suo padre. Sì, marchese Guglielmo il Vecchio, certo. Dice: andate un po' a prenderlo. Saladino porta il marchese Guglielmo il Vecchio prigioniero sotto le mura di Tiro. Dice: Corrado, vieni fuori, ti devo parlare. Corrado si affaccia sulle mura e il Saladino dice: vedi, ho tuo padre prigioniero, se non cedi la città lo faccio decapitare. Corrado risponde: mio padre ha già vissuto abbastanza. Cosa che lo renderà ovviamente celebre e amato in tutto il mondo medievale, uno capace di rispondere così. Dopodiché il Saladino, essendo un gran signore, non fa tagliare la testa a Guglielmo il Vecchio, anzi dopo un po' lo libera, perché se i cristiani sono fanatici a quel punto, noi siamo gente civile, certe cose non si... Ci ho provato, è andata male, libera il Vecchio. E Corrado continua a tener duro. Saladino prova a prendere la città dal mare, ma intanto sono arrivati i pisani e i genovesi e al comando di Corrado le galere italiane sbaragliano le galere egiziane. Tiro non cade. E nel frattempo in Europa si stanno dando una mossa. Perché voi capite, la notizia della battaglia, non vi ho detto neanche come si chiama, la battaglia di Hattin, in cui il re Guido è stato catturato con tutto l'esercito, la vittoria del Saladino, la caduta di Gerusalemme. In Europa c'è un'enorme commozione e il Papa proclama la crociata, è la terza. E stavolta si fanno le cose molto in grande, ci vanno i re. Ci va il re di Francia, Filippo, ci va il vecchio imperatore Federico Barbarossa, che vecchio com'è va ancora a fare questa cosa e muore durante il viaggio, 1190, e ci va un altro re che diventerà famoso nelle crociate, Riccardo, re d'Inghilterra, detto poi Riccardo Cuor di Leone. Allora arrivano i crociati ed effettivamente le cose un po' si ristabiliscono. In particolare Riccardo, che gli storici conoscono come un sovrano di una straordinaria ferocia, crudeltà e durezza, tutto il contrario insomma di quello che poi è il mito di Walter Scott del buon re. Ecco, però una cosa la sa fare la guerra. Riccardo ristabilisce le cose, anche lui combatte una grande battaglia con Saladino, finisce non neanche un pareggio, vince Riccardo tutto sommato. Il Saladino è costretto a fermarsi, i cristiani riprendono un pezzo del regno, non Gerusalemme, ma un certo pezzo del regno lo recuperano. Poi finisce, basta, nessuno ha più forze. I re tornano a casa e in questo pezzo del regno di Gerusalemme che è stato ristabilito ci vuole un re. A questo punto Saladino ha un colpo di genio. Avendo fra i suoi prigionieri Guido di Lusignano, ex re, lo libera.
Guido di Lusignano arriva e comincia a fare disastri. Cioè sostanzialmente dice: io ero il re, voglio di nuovo essere il re. Gli dicono: ma hai visto cosa hai combinato? Non se ne parla neanche. No, il re sono io. Noi vorremmo fare Corrado di Monferrato re. No, sono io. Vanno avanti a lungo con una spaccatura che lacera la classe dirigente del regno. Poi finalmente Guido di Lusignano viene messo in minoranza e Corrado viene eletto re di Gerusalemme. Qualche giorno prima il giorno dopo l'elezione, 2 o 3 giorni prima dell'incoronazione ufficiale, dopo pranzo esce in strada, viene aggredito da misteriosi assassini, accoltellato, lasciato morto in mezzo alla strada. Se voi foste il quarto fratello, a questo punto cosa fareste? Ecco, non siete come erano loro, perché il quarto fratello invece è lì che scalpita. È molto giovane, deve passare un po' di tempo. Corrado è morto nel 1192. Il quarto fratello, Bonifacio, ha ancora davanti a sé una decina d'anni a governare il marchesato di Monferrato. Poi però nel 1202 il Papa lancia una nuova crociata, perché appunto quella di Riccardo Cuor di Leone e di Corrado ha ristabilito un po' la situazione, ma Gerusalemme è sempre in mano agli infedeli, quindi prima o poi si sa che bisognerà riprovarci. Nel 1202 il Papa ha trovato consensi sufficienti per montare una nuova crociata. Ci sono diversi principi che accettano di andare, principi francesi, il conte di Champagne, il conte di Fiandra, poi però si tirano un po' indietro, non c'è nessuno che vuole fare il capo. Alla fine qualcuno dice: proponiamolo al marchese di Monferrato. Il marchese Bonifacio di Monferrato accetta immediatamente il comando della quarta crociata. Allora, i tempi sono cambiati rispetto alla prima crociata 100 anni prima, quando si andava a piedi. La prima crociata era stata una cosa semplice. Il Papa dice di andare, la gente parte, fa le valigie e parte, a piedi. Ora no, è un mondo molto più complesso. Una crociata è un'impresa internazionale che richiede una serie di negoziati con una serie di principi che accettano di andare. Poi si comincia a fare i conti col Papa. Tu quanti cavalieri metti? Io calcolo di metterne 100. E tu? 200. Allora alla fine avremo 2500 cavalieri, va bene. Quanto prendono i cavalieri di stipendio al mese? Perché non vanno gratis. E il Papa quanto dà di questa somma che serve? Un po' posso dare. Poi vi do il permesso di riscuotere un'imposta speciale sulle chiese dei vostri territori per pagare la crociata. Va bene. Allora, occhio e croce, 2500 cavalieri, occorrono 100.000 monete d'oro, ce la possiamo fare, ci sono, ne prendiamo un po' in prestito, grosso modo ci sono. Poi bisogna pagare il viaggio, ci si deve pure imbarcare da qualche parte. Quanto vogliono i veneziani per il trasporto? Si va a Venezia e si comincia a negoziare. Noi avremmo 2500 cavalieri da portare da Venezia in Terra Santa. Quanto costa? I veneziani fanno i loro conti, stabiliscono il prezzo. Il Papa e i principi fanno i loro conti, dovremmo starci. Va bene, si va. E nel corso del 1202 i guerrieri che hanno accettato di partire al comando dei loro principi affluiscono a Venezia e quando sono arrivati tutti cominciano a contare. Sono molti meno di quel che si era detto. I veneziani cominciano a seccarsi, loro hanno preparato navi, si era detto la tal somma e noi vogliamo quella somma. Dice: ma siamo di meno, noi abbiamo accettato di portare un esercito in cambio di una certa somma, abbiamo investito, adesso noi vogliamo quei soldi. Dice: ma non li abbiamo, perché mancano in troppi, non sono venuti e non ci sono più i soldi che pensavamo di avere. A questo punto i veneziani dicono: facciamo un accordo. Noi avremmo giusto una città dall'altra parte dell'Adriatico che ci infastidisce da un po' di tempo. Si chiama Zara. È una città che avevamo conquistato, poi ci hanno cacciati, abbiamo ragione noi, ben inteso, è un'impresa giusta e sacrosanta, dateci una mano a riconquistare Zara e noi poi vi portiamo in Terra Santa cioè gratis, con lo sconto. I crociati scrivono al Papa, il Papa dice: sarete mica matti, non se ne parla neanche, quella è una città cristiana. I capi crociati ricevono questa lettera del Papa, si guardano negli occhi e si dicono: non comunichiamola alla truppa, la lettera del Papa. Quando è l'imbarco, ecco,
si imbarcano, passano l'Adriatico, vanno a prendere Zara, prendono Zara. Dice: a questo punto ci portate in Terra Santa. Sì, ma a Zara sai chi c'è? Incredibile. Sapete l'imperatore Isacco II Angelo, che aveva una sorella che ha sposato Ranieri di Monferrato e aveva però anche un figlio bambino? Adesso l'imperatore Isacco II Angelo, la cosa vi stupirà, è stato detronizzato, incarcerato e accecato da suo fratello, Alessio III, che ha preso quindi il trono di Bisanzio. Il principino Alessio, nipotino dell'usurpatore, è riuscito a scappare. È a Zara e chiede aiuto. Riportatemi a Costantinopoli, difendete i miei diritti contro l'usurpatore. I crociati si guardano. Costantinopoli. E poi è una cosa giusta e santa. Questo giovane imperatore è stato detronizzato da un crudele usurpatore. Lì è chiaro che cominciano a vivere in pieno romanzo cavalleresco, li leggono fin da quando erano bambini i romanzi cavallereschi. Ti rendi conto? Se fosse una bella principessa anche meglio. Ma non è una bella principessa, è un bel giovane principe, va bene anche così. Lo facciamo. Lo diciamo al Papa, meglio di no per adesso. Intanto andiamo e poi vediamo. Vanno. In realtà il Papa, che li aveva scomunicati prontamente per aver fatto la cosa di Zara contro la sua volontà, quando lo informano di questa cosa anche lui dice: però, perché in fondo questi qua erano gli imperatori bizantini amici nostri, filo occidentali, no? Se noi insistiamo un po', magari anche la Chiesa greca si lascia convincere a riconoscere il primato del Papa. Se dipendono da noi, poi li teniamo in pugno, ci sarebbe molto da guadagnare per la fede. Quindi il Papa gli dà il permesso. Andate a Costantinopoli e rimettete sul trono il giovane Alessio. Arrivano, prendono Costantinopoli. È la solita storia. I nostri sono più rozzi, più primitivi, più brutali, ma la guerra la sanno fare molto meglio di chiunque altro. Quindi Costantinopoli cade e il giovane imperatore è rimesso sul trono. E i crociati sono lì che negoziano su quanto adesso gli deve pagare, perché si era d'accordo che non lo facciamo gratis, hai ben inteso. Mentre negoziano scoppia l'ennesima rivolta. Il giovanissimo imperatore viene liquidato, nuovo usurpatore, che si chiama anche lui Alessio, purtroppo, Alessio V, il nuovo usurpatore con i crociati accampati fuori dalla città, chiude le porte e dice: io non pago, neanche un soldo. A questo punto i crociati si stancano davvero e decidono di riconquistare Costantinopoli, ma stavolta in proprio. La assediano, la prendono e la saccheggiano da cima a fondo. È probabilmente la vera campana a morto della Costantinopoli bizantina, nel senso che poi tutti sappiamo che 250 anni dopo, nel 1453, il sultano Mehmet II, il conquistatore, prenderà definitivamente Costantinopoli, che diventerà Istanbul, e la saccheggerà, ma oggi siamo ragionevolmente sicuri che non è stato niente quel saccheggio lì, in confronto a quello dei crociati. I crociati nel 1204 fanno un saccheggio sistematico di tutto, le statue, le reliquie, ce n'era una quantità infinita. E a questo punto decidono di fermarsi. Come avevano fatto quegli altri dopo Gerusalemme, prima crociata, anche quelli della quarta crociata, per un insieme di motivi siamo finiti a Costantinopoli. E adesso ci siamo. Abbiamo conquistato l'impero bizantino, vi pare poco? Abbiamo conquistato l'impero bizantino e ci fermiamo. Ce lo teniamo e lo governiamo noi. Facciamo venire monaci latini, dei nostri, da mettere nei monasteri al posto di questi monaci greci, facciamo venire vescovi latini nostri, mettiamo in piedi tutto a modo nostro. Ci sono i veneziani che a buon prezzo garantiscono i collegamenti con l'Italia, con la loro flotta di galere. Nasce l'impero latino di Costantinopoli e contemporaneamente nasce l'impero veneziano, perché è lì che i veneziani cominciano a prendersi le coste della Grecia, le isole, tutte quelle isole che poi terranno per secoli e secoli. Nasce un impero marittimo ed è nato lì, era tutta roba bizantina. Tutto ciò che è porto, isola, mare, se lo mangiano i veneziani. E naturalmente privilegi commerciali, commerciamo solo noi, materie prime le sfruttiamo noi.
I guerrieri si spartiscono il potere e i capi della crociata devono eleggere un imperatore. E lì Bonifacio ci dà dentro per essere lui l'imperatore. Credo che non sarebbe da storici dire non ci riesce perché i 4 fratelli erano un po' sfortunati. Ci deve essere qualche altro motivo. Mi sembra più plausibile il fatto che fosse uno un po' troppo energico e quando i principi devono eleggere uno di loro che diventi il capo, non prendono il più forte, energico, preferiscono prendere uno un po' più debole, come era successo di vago dopo la prima crociata, quando fanno re di Gerusalemme Goffredo di Buglione. Ora, Goffredo di Buglione, siccome l'hanno fatto re di Gerusalemme, tutti se lo ricordano, ma quando uno va a vedere si scopre che era sicuramente una nullità totale. Era il meno importante di tutti i capi della prima crociata e quindi fanno lui re, perché è meno ingombrante. Sia questo sia qualcos'altro, Bonifacio non riesce a diventare imperatore di Costantinopoli. Fanno imperatore il conte di Fiandra. Però Bonifacio riesce a strappare un premio di consolazione. Sul territorio dell'impero bizantino ritagliano dei feudi, sì, ma qualcuno anche un po' più grosso, non proprio un feudo, un vero regno, sempre un po' subalterno, e lui riesce a strappare un regno. Salonicco, Tessalonica allora, con tutto quello che è il nord della Grecia, la Macedonia attuale, territorio di confine perché al di là ci stanno i barbari, gli slavi, i bulgari, gente pericolosa, ci vuole un guerriero bravo. Bonifacio di Monferrato diventa re di Tessalonica e passa qualche anno a fare il re. Poi, ben inteso, non c'è nessuno per avvelenarlo perché c'è solo lui a fare il re a Tessalonica, non ci sono concorrenti, però ci sono sempre i bulgari oltre frontiera. Nel corso di una scaramuccia Bonifacio si fa ammazzare dai bulgari, i quali gli tagliano la testa e la portano al loro Khan, il quale, dice il cronista, non ebbe mai gioia più grande in vita sua. E a questo punto è finita, come sapete, è finita davvero. Vi ho promesso 4 fratelli, li abbiamo fatti fuori tutti e 4. Bonifacio lascia un figliolino greco che si chiama Dimitrios a governare Tessalonica e lascia un figlio piemontese che si chiama a questo punto Guglielmo, la fantasia come vedete non era sfrenata, lascia un figlio piemontese a governare il marchesato di Monferrato. Questo povero Guglielmo V, lui sì che ha ragionato su cosa è successo al papà e agli zii. Guglielmo V passa tutta la vita in Monferrato con i trovatori provenzali che lo sgridano, dicendogli ma non sei degno di loro, vergognati. Come dice Peire Vidal, prima ve lo leggo in provenzale, poi ve lo traduco, questo Guglielmo V è proprio indegno. Che mas ama dos buous e una raire a Monferrat, cagliurs estremperaire. Gli piacciono di più 2 buoi e un aratro nel Monferrato che altrove essere imperatore. Però dategli torto. Grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.